Non solo a Roma, le attività e gli insuccessi dello spionaggio russo nell'Europa orientale. La campagna elettorale in Albania ripropone l'antica sfida tra i socialisti di Rama e il Partito Democratico. Si sgonfia la bolla baltica, anche l'Estonia travolta dalla seconda e terza ondata della pandemia. 80 anni fa l'Italia occupò la Jugoslavia, una mostra virtuale rievoca un episodio rimosso della nostra storia nazionale. Gli scienziati russi hanno posizionato nel lago Baikal un telescopio subacqueo per studiare il viaggio nel cosmo dei neutrini. Una storia squallida, un ufficiale di marina in servizio allo Stato Maggiore che tradisce e vende per 5.000 euro segreti di Stato agli addetti militari dell'ambasciata russa di Roma. Una storia scoperta dal controspionaggio che avrà conseguenze sui rapporti diplomatici tra l'Italia e la Russia. La Russia, come le altre superpotenze, è molto attiva nello spionaggio. Il presidente Vladimir Putin è un ex agente del KGB sovietico e da sempre è molto attento al campo della sicurezza e dell'intelligence militare e politica. Per Putin il nemico è la NATO. L'Alleanza Atlantica però non è un'entità politica compatta e il Cremlino da anni sta cercando una sponda a nord con Berlino, a sud con Roma. Il caso dell'arresto dell'ufficiale di marina per spionaggio a favore della Federazione Russa raffredderà molto i rapporti politici e diplomatici tra l'Italia e la Russia, fino ad oggi piuttosto buoni, anzi correnti. In realtà si inserisce nel clima di nuova guerra fredda, creato non solo dalle durissime dichiarazioni del presidente Biden nei confronti di Putin, ma anche dall'atteggiamento estremamente ostile della Gran Bretagna all'interno della NATO contro la Russia. Non è un caso che il ministro degli esteri inglese si sia precipitato a confermare la vicinanza all'Italia in questa occasione, ma anche a ricordare che l'Italia è la frontiera con la Federazione Russa nel Mediterraneo. La dottrina della sicurezza russa, tra l'altro copiando strategie studiate negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, prevede lo sviluppo di attività di spionaggio militari, industriali e commerciali. Per la Federazione Russa è molto importante capire quali possono essere nuove alleanze strategiche, quali operazioni economiche possono influenzare per esempio settori per i russi determinanti, quali quello dell'energia. E non dobbiamo dimenticare che è in atto anche un conflitto sulla pandemia e l'Italia si era avvicinata, contrastata dalla NATO, dagli avvertimenti degli Stati Uniti e anche dalla stessa Unione Europea sulle vicende del vaccino Sputnik alla Federazione Russa. L'arresto dell'ufficiale di marina sicuramente impedisce il proseguo di tutte queste operazioni e raffredda anche il fronte della guerra economica e delle possibilità di ripresa degli accordi e alleggerimento delle sanzioni su cui puntava molto l'Italia. Una congiura di spie a favore della Russia è stata scoperta in marzo anche in Bulgaria. 6 ufficiali dell'esercito di Sofia hanno consegnato documenti riservati della NATO all'addetto militare dell'ambasciata russa. Il controspionaggio bulgaro in questo caso sarebbe stato aiutato da agenti britannici. Non si tratta di una novità. Lo scorso dicembre era stato espulso l'attaché militare dell'ambasciata russa a Sofia, mentre nel 2019 ad essere arrestato era stato il leader del movimento russofili Nikolai Marinov, sempre con accuse di spionaggio. Così come agenti britannici nel 2018 avevano segnalato all'Austria che un colonnello dell'esercito per anni aveva passato documenti riservati a Mosca. In quel periodo Vienna, governata dal centrodestra, si stava avvicinando molto alla Russia. Putin aveva addirittura partecipato alle nozze della ministra degli esteri Karin Kneißl, ballando con la sposa, matrimonio rallegrato da un coro di cosacchi. Lo scandalo spionistico pose fine all'idillio diplomatico tra Vienna e il Cremlino. Il 2018 è anche l'anno dell'avvelenamento in Inghilterra dell'ex spia Sergei Skripal. A causa del fallito avvelenamento e su pressione di Londra e Washington, molti governi dell'Unione Europea avevano espulso diplomatici russi. Tra questi non c'era l'Austria, che in quell'occasione aveva rivendicato la propria neutralità.
Sarajevo ha una nuova sindaca. All'Assemblea municipale ha eletto la socialdemocratica Beniamina Karic, 31 anni, docente universitaria di diritto penale, madre di un bimbo. La Karic è stata eletta dopo la rinuncia alla carica di sindaco di un altro socialdemocratico, Vogić Bogićević, politico popolarissimo in Bosnia ed Erzegovina. Decisivo per l'elezione della Karic il fatto che nel censimento non aveva dichiarato la propria nazionalità, optando per la voce altri. Questo ha consentito alla giovane giurista di evitare i trabocchetti procedurali delle quote nazionali previste per le cariche pubbliche nella federazione bosniaca. Dopo 4 anni l'Albania torna alle urne per le elezioni legislative. Appuntamento il 25 aprile. Il premier uscente socialista, già primo cittadino di Tirana, Edi Rama, è in pista per il terzo mandato dopo l'ultima netta affermazione del 2017. Sarà a braccio di ferro con una coalizione in cui emergono i maggiori partiti di opposizione, i conservatori del Partito Democratico, al timone un altro ex sindaco della capitale come Lulzim Basha e il Movimento Socialista per l'Integrazione, fondato 17 anni fa dal presidente della Repubblica Ilir Meta. È un paese che preme sull'acceleratore delle vaccinazioni, quello che si presenta al voto, avanti con la profilassi di massa partita il 28 marzo scorso con il siero cinese Sinovac. Postazione a Tirana, in piazza Skanderberg, dopo quelle allestite nello stadio, vaccinazione a tappeto nelle principali città del paese e non solo. Rama punta le sue fiche su una popolazione più protetta, su una tornata al riparo dal virus, perché campagna elettorale e operazioni ai seggi si tengano in condizioni di sicurezza. Il premier vanta l'avvio e il consolidamento del processo di adesione all'Unione Europea, fortemente sostenuto da Rama, e partito nel marzo 2020 con il disco verde alle trattative. Tra i propellenti del dialogo con Bruxelles, la riforma della giustizia per mettere le ganasce alla corruzione nella politica e nella magistratura, i buoni uffici con diversi paesi del vecchio continente, a partire dall'Italia, gli accordi con i paesi vicini, i lucchetti alle piantagioni di droga. Più tormentato il percorso delle modifiche al sistema elettorale, duramente contestate non soltanto dalle opposizioni. Cambiamenti poi approvati con il voto della sola maggioranza e che in quella fase hanno rallentato i negoziati con l'Europa. Nel mirino degli avversari di Rama, la gestione della pandemia, i riflessi economici e sociali, PIL giù di quasi il 7%, la ricostruzione dopo il terremoto del novembre 2019, le misure sui media per contrastare le false notizie, provvedimenti attaccati anche dalla comunità internazionale, strali che il PD trasforma nella volontà di cambiare il paese delle Aquile in questa direzione. Vogliamo un'Albania che torni ad essere basata sul rispetto dello Stato di diritto, con la fine della concentrazione del potere nelle mani di un solo uomo. Intendiamo rilanciare l'economia, danneggiata dal governo anche per la pessima gestione della pandemia. Vogliamo sostenere la cittadinanza, abbassando le tasse, incentivando la concorrenza, la sana competizione e affrancare il Paese dal giogo della corruzione, per liberare le energie positive degli albanesi e supportare la voglia di impresa e di produttività. Pronto a ricandidarsi per continuare a sedere in Parlamento, l'ex Presidente della Repubblica e già Primo Ministro democratico Sali Berisha, che spiega così il mantenimento sostanziale del bipolarismo in Albania, dove non si sono affermate forze cosiddette antisistema. Gli albanesi non sono gente dei estremi. Un spirito di tolleranza nei albanesi esiste è molto profonda. Differenti religioni, mai dei problemi interreligiosi, differenti idee, hanno un senso dei limiti del loro atteggiamento. Il suono delle sirene delle ambulanze squarcia ormai da settimane la calma estone, una calma che si è rivelata solo apparente da quando in autunno il paese baltico sembrava quasi immune all'epidemia di coronavirus che stava travolgendo il resto d'Europa.
L'Estonia, che come le vicine Lituania e Lettonia era stata appena sfiorata dalla prima ondata, aveva scelto infatti di affrontare con gli stessi mezzi anche la possibile seconda ondata dell'epidemia, senza fare ricorso né a lockdown né a norme particolarmente stringenti. Locali aperti, niente obbligo di mascherina all'aperto, nessuna limitazione agli spostamenti. Il nostro è una sorta di lockdown modificato, ci aveva detto a novembre Iria Luzzar, virologa a capo della commissione scientifica che aiuta il governo di Tallinn nell'affrontare la crisi pandemica. I ristoranti sono aperti, molti negozi erano aperti, chiunque è sempre potuto uscire di casa anche 20 volte al giorno. A distanza di poco più di 3 mesi le cose sono cambiate radicalmente, tanto che il governo a marzo ha dovuto correre ai ripari e prevedere un severo lockdown per tutto il paese. Negozi, questa volta chiusi per davvero, distanza, obbligo di mascherina. Gli estoni hanno dovuto fare i conti con numeri impietosi dell'epidemia. Una crescita vertiginosa di contagi fino a un picco di 2.000 al giorno per una popolazione di 1.300.000 persone, numeri ben più alti degli altri 2 paesi baltici. Il primo ministro del neonato governo, insediatosi a gennaio, Kaja Kallas, ha dovuto ammettere che qualcosa non ha funzionato, pur dando parte della colpa al virus che cambia. La variante inglese è più aggressiva e contagiosa e si sta diffondendo in Estonia più velocemente del previsto, ha detto. Se fino a poco fa la stimavamo in un 13%, ora sappiamo che è oltre il 70%. Gli ospedali si sono riempiti a ritmo costante, in molte strutture è stato necessario correre ai ripari, soprattutto nel nord del paese. Per curare i malati abbiamo dovuto spostare i reparti di ortopedia e urologia in ambienti più piccoli, al loro posto fare spazio a nuovi letti per il Covid-19, dice questo medico di un ospedale di Narva, nella contea di Ida-Viru, al confine con la Russia. Gli effetti del severo lockdown di marzo cominciano però a farsi vedere, la crescita dei contagi rallenta, anche se resta a livelli ancora alti per pensare a un alleggerimento, secondo quanto detto dalla stessa commissione scientifica. E ovviamente la polemica politica non manca. Se dice alla gente di stare a casa e chiudere le attività, lo Stato deve allora intervenire con pesanti misure di salvataggio, dice l'ex primo ministro Jüri Ratas del partito di centro. Ma oltre alle restrizioni, anche l'Estonia è ai vaccini che punta. Le autorità spingono sulla campagna. L'Estonia è stato uno dei paesi che non ha sospeso il vaccino AstraZeneca dopo i casi dubbi di trombosi e per incentivare la popolazione si sono mostrati al pubblico mentre si facevano vaccinare i ministri e la neopresidente Kersti Kaljulaid. Ma anche Tallinn deve fare i conti con la scarsità di dosi e meno del 5% della popolazione ha completato il ciclo con il richiamo. Il 6 aprile del 1941, 80 anni fa, le armate dell'Asse aggredirono senza una dichiarazione di guerra il regno di Jugoslavia. In pochi giorni la Wehrmacht e il Regio Esercito dei Savoia, con le armate ungheresi e bulgare, travolsero le difese jugoslave innescando una spirale di violenza e lutti. L'Italia occupò mezza Slovenia, la Dalmazia, parte della Bosnia, il Montenegro e il Kosovo. Fatti presentati dalla mostra online A Ferro e Fuoco, l'occupazione italiana della Jugoslavia 1941-43. Fotografie, didascalie, interviste video a storici e testimoni presentano una parte decisiva ma nascosta della storia nazionale. Curatore è lo storico Raul Pupo. Cos'è stata l'occupazione italiana della Jugoslavia? Un disastro assoluto da tutti i punti di vista. Innanzitutto per le popolazioni, evidentemente, no? È stata un'occupazione dura, il movimento di resistenza, anche la guerra civile, le varie guerre civili che si sono intersecate hanno fatto esplodere completamente la Jugoslavia e c'è stato uno scatenamento di violenze, direi, senza precedenti. Ora, di questo scatenamento di violenze le truppe italiane non sono state semplicemente spettatrici, ma purtroppo sono state anche protagoniste, con azioni repressive di grandissima durezza, per niente diverse né negli ordini né nelle esecuzioni da quelle dei tedeschi, con una specificità in più, e cioè i campi di internamento per decine di migliaia di civili. C'è qualche differenza tra il modo di agire delle camicie nere e le unità del Regio Esercito? Sinceramente no. Dalle fonti che noi abbiamo vediamo che i comportamenti sono molto simili. Per quanto riguarda l'antiguerriglia, i comportamenti erano gli stessi, anche perché gli ordini erano i medesimi.
Alla fine del secondo conflitto mondiale, con l'inizio della guerra fredda, i processi contro i criminali di guerra italiani furono insabbiati. Nel 1948, da un punto di vista politico, la questione era risolta dopo la rottura fra Tito e Stalin. La Jugoslavia non aveva più alcun appoggio politico esterno importante per avere i criminali di guerra italiani. L'Italia avrebbe dovuto però giudicarli, punirli presso i propri tribunali come aveva richiesto. Questo non fu fatto, mettendo in campo un artificio giuridico, un escamotage, vale a dire rifacendosi a un articolo del Codice Penale Militare di Guerra che prevedeva la reciprocità. Noi processiamo i nostri criminali di guerra se anche gli altri, leggi la Jugoslavia, fanno lo stesso con i loro. Ma ovviamente questo non era fattibile. E sulla base di questo cavillo giuridico tutte le inchieste furono insabbiate, nessuno fu processato, né allora né poi. Perché l'Italia non ha mai fatto i conti con questa parte della sua storia? Perché è una brutta storia che rimette in discussione uno dei miti fondanti l'autocoscienza collettiva italiana nel dopoguerra, no? Teniamo presente che nel dopoguerra l'Italia ha vissuto il fallimento di un mito, cioè il mito dell'italiano conquistatore, no? E l'ha sostituito con un altro mito, che era quello dell'italiano vittima o dell'italiano buono. Quindi l'italiano vittima di tutti gli altri, i tedeschi, gli alleati, i titini, tutti quanti fondamentalmente, e il buon italiano che anche quando è costretto, non si capisce bene da chi, ad andare a occupare altri territori, in Africa, in Europa, in Jugoslavia, si comporta diversamente dagli altri. È buono, è l'italiano col mandolino. Ma ci sono anche quelli che sono comportati diversamente, ma soprattutto la struttura delle istituzioni preposta alla violenza non differiva per niente da quella tedesca. La mostra online A Ferro e Fuoco è stata allestita dall'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione del Friuli Venezia Giulia, assieme all'Istituto Nazionale Parri e al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Trieste. Nella comunità scientifica, soprattutto tra gli astronomi, ha suscitato grande interesse la notizia che un gruppo di scienziati russi ha posizionato in Siberia, nel lago Baikal, un telescopio sottomarino per studiare i neutrini, una materia subatomica proveniente dallo spazio. Particelle prive di carica elettrica, sono estremamente piccoli e interagiscono molto raramente con la materia. Indisturbati possono attraversare enormi spessori di materia, per questo sono difficili da studiare e misurare. Gli scienziati russi, in collaborazione con studiosi polacchi, slovacchi e della Repubblica Ceca, hanno costruito uno speciale telescopio subacqueo. Le acque del lago Baikal, limpide, dolci, senza spuri o sale, e le grandi profondità, lontano da possibili interferenze umane o naturali, creano le condizioni ideali per l'osservazione dei neutrini. Con questo telescopio possiamo registrare una particella che ha viaggiato fino al nostro pianeta, ad esempio per 3 miliardi di anni. Potremo studiare tutto ciò che questa particella ha incontrato lungo il suo cammino. Potremmo sapere di più su come nascono e su come muoiono le galassie. Potremmo avere una maggiore conoscenza su cos'è e come è formato il nostro universo, di quali materie, corpi è composto e come questi oggetti interagiscono tra di loro. Il telescopio sottomarino è un gioiello della tecnica, della fisica e dell'ottica. Ai profani viene presentato con esempi semplici. All'interno di queste sfere c'è un dispositivo di rilevamento sensibile. Si vede qui, è un fotomoltiplicatore. Il suo diametro è di circa 25 cm e funziona come una lampadina della retromarcia. Invii corrente a una lampadina per farla brillare, mentre qui la luce si accende su questo dispositivo e inizia a inviare corrente. Per la ricerca è stato approntato un osservatorio mobile. Qui gli scienziati dovranno prima di tutto rilevare, calcolare ed eliminare tutte le interferenze sulle rilevazioni. Solo dopo che avremo imparato a eliminare i rumori di fondo avremo la possibilità di individuare e definire un fenomeno come astrofisico. Non è come guardare attraverso il normale telescopio e vedere qualcosa. In realtà è peggio che cercare un ago in un pagliaio. Qui tutto il pianeta, la Terra è il pagliaio e stiamo cercando qualche cosa di molto più piccolo di ogni singola paglia di filo.
Ma perché per posizionare il telescopio subacqueo è stato scelto il lago Baikal? La temperatura dell'acqua del lago Baikal durante tutto l'anno, indipendentemente dalla stagione, è di 3,5 gradi centigradi e questo ci consente di eliminare tutti gli effetti legati ai cambiamenti della temperatura. La seconda cosa è che con l'acqua fredda e con una temperatura stabile i cambiamenti dei microrganismi e della biodiversità sono minimi. Poi qui l'acqua è pulita ed è anche più trasparente del ghiaccio. In Italia l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sta sviluppando un telescopio sottomarino per neutrini astrofisici di alta energia da posizionare al largo della Sicilia. Ricerche su neutrini sono in corso anche nei laboratori sotto il Gran Sasso.